Questa mattina voglio dirti qualcosa. Quando Gesù fu messo in croce e al terzo giorno lui risuscitò, le donne andarono al sepolcro e mentre andavano al sepolcro andarono per andare a imbalsamare il corpo di Gesù. Comprarono dell'olio per fare tutto ciò e andarono di mattina presto, ci dice la scrittura, e mentre andavano al sepolcro si chiedevano l'un l'altro: sì, abbiamo comprato dell'olio, il nostro desiderio è quello di imbalsamare il corpo di Gesù, ungere il corpo di Gesù, perché questa era l'usanza per le persone che si amavano in modo particolare. Ma Maria disse: e chi ci rotolerà la pietra che è davanti al sepolcro? Era una pietra grandissima, ci volevano almeno 7-8 uomini per farla rotolare. Questa era la loro osservazione, la loro domanda. Però fecero qualcosa di importante. Non se lo chiesero prima di comprare l'olio. Avevano comprato dell'olio e si stavano recando al sepolcro. Io non so qual è la pietra che c'è davanti a te. Non so qual è l'ostacolo che c'è davanti a te questa mattina. Non so quale grande pietra c'è davanti a te che tu lo vedi, però sei venuto qui per lodare il Signore. Perché quell'olio rappresenta un profumo di adorazione per il Signore. E questa mattina voglio dirti ancora, colui che in quel giorno ha fatto sì che quella ruota non ci fosse, è ancora presente in mezzo a noi, lo Spirito Santo. Perché è Lui che toglierà la pietra che c'è davanti al tuo cuore, toglierà quell'ostacolo che c'è davanti a te. Io ti dico semplicemente: chiudi i tuoi occhi e vai al Signore così come sei. Forse non hai tanto olio, hai poco olio, ma non ti preoccupare, porta quello che hai, perché il Signore questa mattina vuole incontrarsi con te. Che bello! Si è incontrata con una donna, vero? Alla resurrezione. Non si è incontrato con gli apostoli, con Pietro che è considerato il capo della Chiesa, no? No, si è incontrato con una donna. Le donne allora non erano considerate, ma per Gesù sei importante. Non importa uomo o donna, per Gesù sei importante. E sei importante al tal punto che a quella donna gli fu detto: andate a dire a Pietro che sono risorto. Cioè a colui che l'aveva rinnegato. Una donna che però aveva pianto e aveva a cuore di incontrarsi con Gesù. E Gesù la chiama Maria. E lei dice: Rabbuni, maestro. Lo riconosce. Che questa mattina tu possa sentire la voce del Signore nel tuo cuore, che ti chiama per nome, perché Lui sa qual è il tuo bisogno, sa di quello che tu hai bisogno. Se sei qui questa mattina è perché Dio ti ha dato la possibilità di essere qui. Ti ha fatto svegliare, ti ha alzato, ti ha portato qui. E sono certo che Dio parlerà al tuo cuore. Amen. Apri il tuo cuore e loda il Signore, il resto lo fa Lui. Amen. Gloria a Dio. Tu sei grande, Signore. Sapete, questo canto forse molti non lo conosceranno, ma i canti nuovi hanno una bella cosa, che ci fanno concentrare sulle parole che stiamo cantando, perché a volte siamo abituati alle canzoni, le conosciamo talmente tanto a memoria che le cantiamo e basta. Io vorrei che noi in questo momento ci concentrassimo sulle parole di questo canto, le facessimo nostre e riconoscessimo che nella gioia e nel dolore il Signore è con noi, ci abbraccia. Sentite l'abbraccio del Signore questa mattina. Alleluia. Che possiamo sentire il suo Santo Spirito scendere e possiamo sentire le parole dentro di noi e farle nostre e riconoscere che il Signore è il Re dei Re. Alleluia a te, Signore. Alleluia. Gloria a te, Signore. Tu governi sopra il cielo, tu governi giù nel mar, sempre sei con me, non mi lasci mai, nella gioia tu ci sei, mi
sostieni nel dolor, sempre sei con me, non mi lasci mai. E qui nelle braccia tue ogni pezzo del mio cuore, dal principio alla fine, può sperare in te. Il tuo amor non finirà, per il bene opererà, e qualsiasi cosa sia, io confido in te. Amen. Tu governi sopra il cielo, tu governi giù nel mare, sempre sei con me, non mi lasci mai. Nella gioia tu ci sei, mi sostieni nel dolore, sempre sei con me, non mi lasci mai. E qui nelle braccia tue ogni pezzo del mio cuore, dal principio alla fine, può sperare in te. Il tuo amor non finirà, per il bene opererà, e qualsiasi cosa sia, io confido in te. Ciò che spero, ciò che sogno, è nelle tue mani. La mia vita, il mio cuore, è nelle tue mani. Le paure, le mie gioie, nelle tue mani. E qui nelle braccia tue ogni pezzo del mio cuore, dal principio alla fine, può sperare in te. Il tuo amor non finirà, per il bene opererà, e qualsiasi cosa sia, io confido in te. E qualsiasi cosa sia, io confido in te. E qualsiasi cosa sia, io confido in te. Tuo Santo Spirito su questo culto. Chiediamo la tua sapienza, la tua saggezza, perché scopriamo nella tua parola che non è né per forza né per potenza né per capacità umana né per sapienza umana, ma è per il tuo Spirito. Chiediamo l'unzione del tuo Santo Spirito questa mattina su questo culto, affinché tu possa parlare ai cuori di tutti quanti noi. Signore, tu ci conosci uno ad uno. Siamo un libro aperto davanti a te. E questa mattina tu conosci il bisogno di ognuno di noi, anche coloro che sono collegati a casa, coloro che ci stanno ascoltando questa mattina. Signore, tu non c'è nessun ostacolo davanti a te, non c'è luogo dove tu non possa esserci, e la tua presenza è tangibile anche nelle loro case, proprio in quel luogo. Forse qualcuno è collegato con noi questa mattina e ha bisogno di un tocco di guarigione. Signore, tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. La tua mano non si è riaccorciata. Nel nome di Gesù porta guarigione in quelle case, in quelle famiglie, Padre. Come porterai guarigione questa mattina in mezzo a noi, attraverso il tuo Santo Spirito. Signore, grazie, perché tu sei l'Eterno che guarisce. Tu sei l'Eterno che hai creato il nostro essere, l'anima, il corpo e lo spirito. E noi ti chiediamo di intervenire in ogni bisogno questa mattina. Parlaci attraverso la tua parola. Signore, usami le mie labbra, usa il mio cuore, la mia mente, affinché io possa essere uno strumento nelle tue mani.
Padre, voglio pregarti anche per Nino, lì dov'è, Signore, vogliamo pregarti per Gonzalo. Signore, ti preghiamo affinché possano ritornare presto in mezzo a noi, possano concludere questo lavoro. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. Accomodatevi, fratelli, accomodatevi. Gloria a Dio. Abbiamo chiesto al Signore di regnare nella nostra vita. Vieni e regna, Signore, su noi. Alleluia. Sapete, quello che al Signore non piace è l'indifferenza. Venire al culto ed essere indifferenti. Sono venuto a timbrare il cartellino. Al Signore non piace questo. Il Signore, scrivendo una lettera all'Apocalisse, dice: o fossi tu freddo o fossi tu fervente, ma siccome sei tiepido io ti vomiterò dalla mia bocca. Il Signore non piace l'indifferenza. Se sei freddo perché qualcosa è successo nella tua vita, allora chiedi al Signore di intervenire nella tua vita. Se sei fervente, lodi il Signore. Amen. Ci possono essere dei momenti difficili nella nostra vita e ci servono. Tutti i momenti difficili servono nella nostra vita. Dio permette delle situazioni nella nostra vita perché impariamo anche a crescere. Questa mattina, come vedete, c'è la possibilità, grazie a Dio, di poter stare anche senza la mascherina. È a tua discrezione. Abbiamo passato 2 anni. Abbiamo imparato qualcosa? Sì, sicuramente sì. Ci mancavano gli abbracci, ci mancavano i saluti, ci mancavano le agape. Adesso possiamo iniziare a mangiare, mettiamo le tavolate qua fuori, faremo delle agape. Amen. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i figli di Dio dimorino insieme nell'unità. È meraviglioso stare insieme questa mattina, perché nessuno di noi poteva dire al proprio corpo: svegliati, alzati, apri gli occhi, ma Dio ci ha dato l'opportunità questa mattina di vedere un nuovo giorno, di alzarci, di poter avere la mente attiva. Sapete, ci sono stati alcuni che si sono svegliati e hanno avuto un ictus. È una piccola bolla di sangue, piccola bolla d'aria che circola, si ferma, non sei più in grado di fare nulla, né di parlare né di muoverti, sei bloccato. Questa mattina siamo qui e possiamo lodare il Signore. Amen. Stamattina il versetto che io ho mandato a tutti quanti voi era quello che dice: mi sono grandemente rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa dell'Eterno. Amen. Mi sono rallegrato. Questa mattina io ve lo posso dire, sono contento di essere qui. Dopo un periodo di ospedale, situazione non è ancora, ma sono qui per lodare il Signore. Amen. Non vi preoccupate se ogni tanto mi vedete che vado in bagno perché devo andarci. Ma grazie a Dio che non sono io che guido la lode e l'adorazione e neanche il culto, ma è lo Spirito Santo. Amen. Gloria a Dio. Questo mi dà forza. Sapere che è lo Spirito Santo che opera sulla Chiesa. Amen. Una sera mi ricordo, sono venuto al culto, non avevo nulla di preparato, mi creava un problema, ho detto: Signore, ma non ho nulla di preparato, non ho condiviso niente, ero in macchina, mi agitavo così tanto. E qualcuno da dietro, una voce, mi ha detto: ma sei tu che devi fare il culto o io? Wow! Ho detto: Signore, perdonami. Quando veniamo preparati, prendiamo sti fogli che ci prepariamo e buttiamoli via, perché è lo Spirito Santo che parla. Amen. E un servo di Dio, un caro servo di Dio che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere, diceva: una sola parola che esce dalla bocca di Dio vale più di 1000 parole che escono dalla bocca di un uomo. Amen. Il Signore parla attraverso un asino. Questa mattina io sono l'asino, voglio dire: Signore, parla attraverso di me. Amen. Lo ha fatto già un giorno, lo può fare anche adesso. Quell'asino che si vede in Gerusalemme, vediamo che stendevano i mantelli a terra, dice: mamma mia, come sono importante. Mai nessuno mi ha dato questa importanza. Ma perché lo era? Perché aveva Gesù sulle sue. Amen. Volevo anche dirvi che al convegno pastorale ho avuto il piacere e l'onore di conoscere il pastore che è arrivato lì, il pastore Aleandro.
nella chiesa in Messico di 7.000 anime nella sua chiesa, pochi. 7.000 persone. In 4 mesi hanno avuto 700 battesimi. Adesso avranno altri 300 battesimi. È in una zona terribile del Messico. Pensate che in una zona proprio lì è sorta una chiesa dove proprio ci sono anche, rapiscono i bambini, li violentano, quindi anche i figli del pastore devono andare comunque accompagnati a scuola, in modo particolare i cristiani. Quindi c'è questa situazione. Ma ho conosciuto quest'uomo così umile, una cosa incredibile, veramente spettacolare. Lui diceva, qualcuno che vede me dice, una chiesa di 7.000 anni, che bravo, sa? Lui dice, io, sono tutti quelli che sono intorno a me, non io. Gloria a Dio, che bello, perché il Signore mette intorno a noi coloro che vogliono guerreggiare e ci difendono anche nel ministero. Amen. È stato bello quando ha detto ho sposato la 4ª persona della Trinità, mia moglie, perché ha detto lei ci azzecca sempre. Gloria a Dio, amen. Siamo stati edificati, è stato bello. Voglio dirvi che purtroppo, dico purtroppo perché non è che mi fa proprio tanto piacere, ma ho dovuto prendere un compito nelle chiese Elim, l'associazione, mi hanno fatto responsabile delle chiese del Triveneto. Tutte le chiese del Triveneto, io sono il responsabile di queste chiese, quindi ne avevo pochi problemi, me ne hanno andati ancora altri. Ma va bene così, il Signore sa. Amen, gloria a Dio. Pregate per me. Volete bene il vostro pastore? Anche perché se non mi volete bene in cielo non ci andate. Meglio che lo sappiate, subito ve lo metto per iscritto, perché se non ci amiamo l'un l'altro non andiamo in cielo. Guarda la persona intorno a te e di ti voglio bene veramente. Ti voglio proprio bene. Sì, perché voglio andare in cielo. Sopportami. Per piacere, sopportami. Gloria a Dio. Amen. Vogliamo passare alla parola di Dio? Quanti sono stati benedetti domenica scorsa nel messaggio che Dio ci ha dato? Chi è Dio per noi? Chi è Dio per te? Qual è la considerazione che hai di Dio? Perché sapete che ognuno di noi ha una considerazione di Dio. Ognuno di noi ha il proprio Dio personale. Poi dipende tutto da quello che ci hanno insegnato, dalla cultura che abbiamo, dall'esperienza che abbiamo fatto, anche dalla preparazione dottrinale che abbiamo. Ognuno di noi ha il proprio Dio. E se ti è stato insegnato qualcosa che non è coerente alla parola di Dio, vi posso garantire nel corso dei miei 63 anni che nasco nella fede, cresco nella fede evangelica, quindi ne ho visto, ho fatto scuola biblica, ho partecipato a tanti convegni, poi il Signore mi ha chiamato a questo compito che Lui così ha voluto. Stamattina ho detto a qualcuno, purtroppo sono io il pastore della Chiesa. Ma c'è anche Emanuele, il pastore Emanuele, che Dio sta benedicendo, lo sta chiamando al ministero, quindi è un valido aiuto, sostegno, veramente tanto bravo, che Dio lo benedica tanto. Amen. Gli vogliamo bene, Emanuele? Se no in cielo non andate. E ognuno di noi ha un punto di vista di Dio. La cosa è che più delle volte noi abbiamo un punto errato di quello che è Dio. Dio non è quello che noi pensiamo che sia. Anche quando noi abbiamo studiato, abbiamo scoperto, io sono almeno 50 anni che studio la Bibbia, ma vi posso garantire che non conosco ancora nulla di Dio. Perché Dio è Dio e mi stupisce sempre. La cosa che mi stupisce di più, sapete cos'è? È che malgrado tutto mi ama. Wow! Stamattina abbiamo sentito, no? Riccardo, io conosco la sua testimonianza, conosco il suo passato. E abbiamo pianto, vero? Quanto abbiamo pianto? Avreste mai pensato di vederlo lì a suonare la batteria?
Però io dicevo, abbiamo fede, abbiamo fede, abbiamo fede. Ed è lì ogni volta che mi giro, che lo guardo e so quello che lui ha vissuto. Lo sappiamo, ma è lì per la fedeltà di Dio. E Dio lo ama. In Isaia, al capitolo 40, al versetto 18, troviamo scritto nella parola di Dio, Isaia 40, versetto 18, a chi vorreste assomigliare Dio? E a quale immagine gli permetteste a confronto, gli mettereste a confronto? Qua Dio sta parlando al popolo, al suo popolo, dice: ma a chi volete assomigliare Dio? Io mi faccio sempre una risata, in modo dentro, perché non posso fargli vedere, ma dentro rido. Quando qualcuno dice: sai, io conosco Dio. Noi abbiamo avuto semplicemente la grazia di avere un piccolo soffio di Dio sulla nostra vita. E se soffia un po' di più non ci saremo più. Mosè voleva vedere Dio, vi ricordate? Fammi vedere la tua gloria. E Dio gli disse: tu non puoi vedermi e vivere. Nasconditi dentro la roccia, e la roccia è Gesù Cristo il Signore. Solo attraverso di Lui noi possiamo vedere Dio. Andiamo a un passo della scrittura, poi ne leggeremo un altro. Leggiamo in Matteo, al capitolo 7, leggeremo dal 7 all'11. Siete venuti per ascoltare la parola di Dio? Amen. E allora vi dico che questo è un messaggio, ma è anche un insegnamento dottrinale. Quindi è un messaggio, ma è un insegnamento. Io so che questa mattina sto parlando a qualcuno in modo particolare, lo so. Però è un insegnamento per la Chiesa, ma per qualcuno è un messaggio da parte di Dio, per quello che tu stai vivendo, perché ti stai chiedendo qualcosa e il Signore questa mattina vuole risponderti. Amen. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. Vi è tra voi qualche uomo che suo figlio gli chiede del pane, gli dà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dà un serpe? Se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro, che è nei cieli, darà buone cose a coloro che glieli chiedono. Non è detto che Dio ti dà tutto. Qui dice darà buone cose. Quindi Lui sa cos'è bene per te. Non è quello che pensi tu, o non è quello che tu hai chiesto, o non è quello che tu stai chiedendo da tempo ma non lo stai ricevendo. Perché noi a volte il difficile è quando Dio ci dice no. Ma no è una risposta da Dio, ma è no per te. Stai chiedendo qualcosa forse anche lecito. Per te è qualcosa di lecito, qualcosa di non esagerato, non antibiblico, non è qualcosa di... ma Dio vede oltre quello che vedi tu. E Dio non ti darà mai qualcosa che possa condizionare la tua vita spirituale. Perché quello che Dio interessa è portarti con Lui per l'eternità. Io ho potuto vedere matrimoni distrutti perché non hanno ascoltato la voce di Dio. Ho potuto vedere aziende distrutte perché non hanno ascoltato la voce di Dio. Si sono messi con persone che Dio aveva detto non
non fare questo compromesso. Quando siamo salvati, Dio ci ha appartati. Santi, sapete cosa significa? Messi da parte. Noi diciamo, tu sei il mio Signore, è vero? Ma sapete cosa significa Signore? Dire a Dio Signore vuol dire che Lui ha la signoria sulla mia vita. Quindi è il Signore della mia vita. Se voi vedete quando andate a Roma nel Colosseo, tanti cristiani sono morti perché non dicevano a Nerone tu sei il Signore. E lui voleva che gli dicessero io sono il Signore. Sono stati bruciati, vivi, incendiati, sono stati morti, gli animali li hanno assaliti e li hanno uccisi perché tu adorerai il Signore Dio tuo e non ti prostrerai davanti a nessun'altra creatura. Molti adorano ancora le creature al posto di adorare Dio. Tu adorerai il Signore Dio tuo. È importante. E voglio farvi vedere questo passo della Scrittura che si trova in Deuteronomio, al capitolo 3, leggeremo dal 23 al 29. Deuteronomio, capitolo 3, dal 23 al 29. Sapete dove si trova Deuteronomio? Allora dovete imparare i libri a memoria. Noi abbiamo una canzoncina, se andate su YouTube, abbiamo fatto una canzoncina per i bambini. Andate su YouTube perché imparate Genesi, Esodo, Levitico, Numero e Deuteronomio. E questa continua, Genesi, Esodo, Numero, Deuteronomio, come dice? Ecco, andate a vedere, così voi li imparate a memoria. Quando il pastore dice prendiamo Giosuè, anche se vedi quello che abballa vicino a te, tu sai dove andare a prendere, amen? Gloria a Dio. Deuteronomio. Avete preso tutti? In quel medesimo tempo io supplicai l'Eterno dicendo, oh Signore, chi è questo? Mosè. In quel medesimo tempo io supplicai l'Eterno dicendo, oh Signore, oh Eterno, tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza, la tua mano potente, poiché qual è il Dio in cielo o sulla terra che possa fare opere e potenti simili a quelle che fai tu? Lasciami passare il Giordano per vedere il paese, il bel paese che è al di là del Giordano, la bella regione montuosa, il Libano. Ma l'Eterno si adirò contro di me per causa vostra e non mi esaudì, così l'Eterno mi disse, basta! Basta! Chissà quante volte Mosè gliel'aveva chiesto. Che Dio dice, Mosè, basta! Così non parlarmi più di questa cosa. Ti ho detto, no. Pensa se Dio ti dice, a chi posso dire? Fabio, basta. Basta. Sali sulla vette dei Pisga e volgi lo sguardo a ovest, a nord, a sud e a est e contempla il paese con i tuoi occhi, perché tu non passerai questo Giordano, ma dà ordine a Giosuè, fortificalo e incoraggialo, perché lui passerà il Giordano alla testa di questo popolo e metterà Israele in possesso del paese che vedrai. Così ci fermammo sulla valle di fronte a Bet Peor. Tu non entrerai, ma fortifica Giosuè che entrerà lui. Mettiti lassù e guarda il paese da lontano. Sapete cosa fa Mosè? Mosè incolpa gli altri. E Mosè dice, io non entro nel paese per causa vostra. Siamo sempre bravi a dire che la colpa è degli altri, è vero o non è vero? E così dice, ma il Signore si adirò contro di me a causa vostra e non mi esaudì. Ma la verità non era così.
Quanti sanno perché non è entrato Mosè nella terra promessa? Perché cosa aveva fatto Mosè? Dio aveva detto a Mosè, quando loro si lamentavano, gli aveva detto: parla alla roccia. E Mosè: volete che vi faccia uscire l'acqua dalla roccia? Volete che vi faccia uscire l'acqua dalla roccia? Grande condottiere, grande uomo di Dio, grande servo di Dio, gloria a Dio. Ma facciamo attenzione, fratelli, perché come dicevo anche al convegno pastorale in mezzo ai pastori, più compito abbiamo e più entriamo, attenzione. Facciamo molta attenzione. Avete visto l'umiltà di questo uomo? 7.000 membri nella Chiesa, non ha vantato mai nulla. E ha detto: cosa sono 7.000 di fronte a 7 miliardi di persone? Che Dio ci ha chiamati a parlare del Signore. E Mosè cosa fa? Al posto di parlare alla roccia, percuota la roccia. Vi ricordate chi era la roccia? La roccia era Gesù. È Gesù che ha fatto uscire l'acqua. Egli è la roccia eterna. Amen. Egli è l'angelo dell'Eterno che ha portato il popolo fuori dall'Egitto. E per questo motivo lui non entra, perché il Signore glielo ha detto. In Numeri al capitolo 20 al versetto 12, il Signore disse a Mosè e ad Aaron: perché voi non avete creduto a me per far conoscere la mia santità dinanzi ai figlioli di Israele, voi non introdurrete questi popoli nella terra che io ho dato loro. Non avevano dato ubbidienza a Dio. Ci sono i no di Dio. E dobbiamo imparare ad accettare la volontà di Dio nella nostra vita. Diceva un caro servo di Dio: se Dio ti dice sì, ringrazialo. Se ti dice no, ringrazialo 2 volte. Perché vuol dire che ti ha evitato un grande problema. Ti ha evitato un grosso problema. Io ricordo quando sono venuto qui nel nord Italia e mi sono messo a lavorare in proprio. Ero un tagliatore di pelle, quindi ho iniziato a lavorare per le aziende e io non ero capace di entrare in questa azienda a lavorare, c'erano tanti che lavoravano e io lavoravo per poche ditte, ma ne volevo ancora altre per cercare di entrare in un fatturato dove mi potevo sentire più tranquillo. Quindi chiedevo in questa azienda di poter entrare e lavorare, ma gli avevo fatto una lettera, c'era una persona che conoscevo, sapevo altri che tagliavano e non per vantarmi, ma ero più bravo di loro. Dicevo: ma come mai non mi prendono? Il costo è anche inferiore, niente. Non c'era via. Sapete che chi lavora, almeno allora, adesso non lo so, sono fuori da tanto tempo, per coloro che fanno il conto lavorazione hanno i pagamenti a 60 e 90 giorni. Quindi pensate, quelli che lavoravano e che avevano il pagamento a 90 giorni, questa ditta dopo un po' fallì. E c'erano amici che lavoravano che aspettavano ancora i pagamenti di 90 giorni, 3 mesi di lavoro e non sono stati pagati. E io ho detto: Signore, grazie che non mi hai risposto, gloria a Dio, grazie Signore, ci sono cascato proprio dentro, gloria a Dio. Dio vede al di là di quello che tu vedi e se Dio ti sta dicendo no, è no. Basta chiedermelo. Vuoi che Dio si arrabbia con te? No, ma non vuole che tu paghi un prezzo sul tuo errore. Perché Dio ti ama così tanto. Abbiamo letto prima: chi è quel padre, pur essendo cattivo, gli chiede un pesce e gli dà qualche altra cosa? Quanto più il Padre vostro celeste che nel cielo sa darvi quello che voi avete bisogno. Sapete che cosa è che noi abbiamo, tutti quanti noi? È che non sappiamo aspettare. Non abbiamo cosa? Pazienza. Mi avete subito non abbiamo pazienza. Qualcuno ha detto: la pazienza è la virtù. Io sono debole. Aiutatemi, c'è qualcuno come me che non ha pazienza? Se no me ne esco fuori, perdonatemi.
non ho pazienza. Abbiamo in Atti degli Apostoli un'esperienza di Paolo e Sila. Al capitolo 16 lo Spirito Santo gli vietò dove loro volevano andare a predicare, in Asia, e gli disse di no. Era qualcosa di... Cosa stavano chiedendo? Andiamo a predicare lì. Il Signore ci ha detto andate per il mondo e predicate l'Evangelo. Io voglio andare a predicare lì, non sto dicendo qualcosa che è fuori luogo, che è contro la logica di Dio, sto facendo qualcosa che non piace al Signore. Mi state seguendo? Perché questo è per qualcuno che sta chiedendo qualcosa al Signore che è nel piano, quindi non stai chiedendo qualcosa che non è fuori luogo. Voglio una Ferrari. Non stai chiedendo questo. Io adesso voglio una casa, alzi pregate. Perché il mese prossimo usciamo da casa. Ma Dio ha già preparato, sono certo. E allora voleva andare a predicare, ma Dio, lo Spirito Santo, glielo vietò e gli disse: Paolo, no! No, Paolo! Volevano andare a predicare in Asia, volevano andare, allora disse andiamo in Bitinia, dall'altra parte, e lo Spirito Santo gli disse no, nemmeno lì. E cosa avviene? Un uomo macedone, vi ricordate in Atti 16? Un uomo macedone gli viene in sogno e gli dice: Paolo, vieni ad aiutarci perché abbiamo bisogno, vieni a soccorrerci. E l'Apostolo Paolo va lì. Solo che ovviamente se tu hai una visione da parte di Dio, che Dio ti ha dato una visione, minimo, dice adesso il Signore mi farà trovare tanti che mi stanno aspettando, non c'era nessuno. Non c'era una sinagoga, perché per fare una sinagoga ci volevano almeno 10 giudei. Non c'era la sinagoga. Sapete cosa c'erano? C'erano certe donne, gloria a Dio per le donne, gloria a Dio per le sorelle. E qua ci volevano i fratelli a dire amen. Gloria a Dio per le sorelle. Erano sulla riva e facevano le riunioni lì. E Paolo va in mezzo a loro. E chi c'era lì? Lidia. E si converte Lidia, la sua famiglia. E poi cosa succede? Che lì c'era una donna che era indemoniata. Paolo la sgrida, libera questa donna portava denaro. Li prendono a Paolo e Sila e li portano in prigione. Automaticamente forse io avrei detto al Signore: Signore, non mi hai mandato qua, non mi hai mandato là. Ma dove mi hai mandato? Perché lo riempirono di botte, ma brutte, e li buttarono in fondo alla cella. Ma Paolo e Sila cosa fecero? Sapevano che erano al centro della volontà di Dio. Ed è questo quello che tu ti devi interessare. Tutto quello che tu ti devi interessare è sapere che sei al centro della volontà di Dio. Se Dio ti ha detto no, è perché ha qualcosa migliore per te. E cosa avvenne? Che Paolo e Sila si lamentavano: ma Signore, ci hai mandato qua e noi dovevamo andare di là, forse di là non prendevamo tutte queste mazzate, io non so neanche il tempo. No, Paolo e Sila a mezzanotte lodavano e glorificavano il nome del Signore, e tutti nelle carceri ascoltavano queste lodi, e all'improvviso un terremoto venne in quel luogo e si aprirono le celle e tutti scapparono fuori, andarono fuori. Lo Spirito Santo portò liberazione, perché quando noi siamo al centro della volontà di Dio, e anche se non vediamo e siamo in una situazione difficile, lodiamo il Signore perché è un insetticida per il nemico. E il carceriere di Filippi si inginocchia e dice: non andartene via, non scappare. Dice: cosa devo fare per essere salvato? Pensate, ci voleva un terremoto a quel carceriere per salvarlo. Ad alcuni ancora adesso ci vuole un terremoto per salvarli. Uno dei miei fratelli, che adesso è il papà di Marco, di Ruben, che servono il Signore, Marco è pastore, sapete, Gospel Napoli, una chiesa grande, gloria a Dio, mio nipote. Uno dei miei fratelli, lui faceva il disc jockey. Si ritirava la sera, mio padre lo guardava, lui capelli lunghi, era tutto... E quando papà diceva Signore, ogni mattina papà si alzava, lo sapete, vi ho detto, no, alle 5 del mattino pregava per i figli inconvertiti. Diceva: Signore, salva mio figlio. Una mattina
si svegliò, era tutto sudato, era bianco, me lo ricordo ancora. Non ci ha mai raccontato il sogno che ha fatto, ma tremava tutto. E disse a mio padre: voglio andare in chiesa. E mio padre disse: ma stamattina non c'è niente, c'è la scuola domenicale. Non mi importa, io vado in chiesa. E scappò e si mise fuori dalla chiesa seduto a terra finché la chiesa non aveva il culto al pomeriggio, la sera. E alla sera il Signore lo battezzò nello Spirito Santo, salvò la sua vita. Non ci ha mai raccontato lo spavento che ha preso, la paura che ha preso. A volte ci vuole un terremoto che scuota nelle vite delle persone. Ci vuole un incidente. Ti trovi tra la vita e la morte. Vedi la morte davanti ai tuoi occhi e ti passano tutti gli anni davanti a te. In un attimo. In un attimo. E se non hai dato la tua vita a Gesù, perché Gesù ha detto: io sono la porta, io sono la via, e dobbiamo tutti quanti passare attraverso quella via per andare in cielo. E allora la scrittura ci dice che avvenne questo, Paolo e Sila sapevano che questa è la volontà di Dio e quindi si convertì questo uomo. Vorrei fare una nota. Dio non l'ha mandato in Bitinia, non l'ha mandato in Asia a predicare, ma vorrei farvi una nota. Sapete chi è che ha sostenuto l'Apostolo Paolo durante il viaggio missionario? Non sono state le altre chiese dove Paolo è andato a predicare. È stata la chiesa di Filippi. Questa chiesa dove Dio gli aveva detto: non andare di qua, non andare di là, ma vai lì. E questa chiesa, Filippesi capitolo 4, versetto 15, guardate cosa scrive: or sapete anche voi, Filippesi, che all'inizio della predicazione dell'Evangelo, quando partii dalla Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di alcuna cosa, per quanto al dare e a ricevere, soltanto voi mi avete sostenuto. Quella chiesa dove Paolo neanche immaginava di andare, quel posto, quel luogo dove Paolo non immaginava. Sai perché? Perché Dio vede il futuro. Dio vede oltre quello che vedi tu e quello che vediamo noi. Dio ha preparato ogni cosa per la tua vita, ci credi tu? Dio ha preparato ogni cosa nel corso della tua vita. Il problema è che noi vogliamo fare entrare Dio nei nostri piani, ma non vogliamo entrare noi nel suo piano. Ma Dio, dice la parola di Dio, non condividerà mai la mia gloria con con un uomo, mai. Siamo noi che condividiamo la gloria di Dio nella nostra vita. Dio ha un piano meraviglioso. L'Apostolo Paolo ha imparato ad ascoltare i no di Dio. Un uomo potentemente usato da Dio, un uomo che Dio gli dava la rivelazione, le visioni per il popolo, per gli altri. Ma lui ha imparato a fidarsi di Dio. Sapete, fratelli, ve lo voglio dire, me l'avete già sentito dire, ma ve lo ripeterò sempre, fino all'ultimo giorno della mia vita, perché questo è per voi e anche per me. Accettare il Signore non è difficile. Non è difficile dare il cuore al Signore, perché in un momento della tua vita, della tua situazione che stai vivendo attraverso la vita, tu doni il tuo cuore al Signore. Ma quello che è difficile è seguire il Signore. Eppure Lui dice: sii fedele fino alla fine, io ti darò la corona della vita. Non disse forse Gesù: quando Lui ritornerà troverà la fede? La terra. Perché Lui cerca sempre di toglierti, o di farti vedere, o di toglierti quello che Dio ha depositato nel tuo cuore. Paolo dice: ho chiesto al Signore 3 volte che mi togliesse questa spina della carne, ma Lui mi ha detto no. Perché no? Perché la mia grazia ti basta. E sai perché, Paolo?
perché si dimostra perfetto nella tua debolezza. Paolo esprime: quando sono debole, allora sono forte, perché non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. C'è un pericolo nell'uomo, il vanto. E Dio permette delle situazioni nella nostra vita perché dice: voi non siete altro che polvere. Oggi ci siete, domani non ci siete più. Se tu stai vivendo un momento difficile nella tua vita, un momento che hai chiesto al Signore e hai detto: Signore, ma è anche legittimo quello che ti sto chiedendo, e Dio non te lo sta dando, ricordati, te lo voglio dire sotto l'unzione dello Spirito Santo, Dio non te lo sta dando perché Lui vuol darti qualcosa di meglio per te. Perché Dio conosce quello che è migliore per te. Perché tu vedi non oltre il tuo naso, Dio vede al di là. Dio conosce al di là. E se Dio è tuo padre, ricordati che Lui ha il meglio in serbo per te. Ve lo posso dire io che l'ho sperimentato questo. Dietro i no di Dio c'è un piano meraviglioso per la tua vita. Dietro il no di Dio c'è un piano stupendo per la tua vita. Romani capitolo 12, versetto 2. Lo puoi mettere, Debbie, per favore? Romani 12, versetto 2. Guardate cosa dice la parola di Dio. Paolo lo sta dicendo, E voglio concludere con questo passo. Alleluia, Romani 12, versetto 2. Sfoglio io la Bibbia? Ah, ok. Non vi conformate a questo mondo, cioè sta dicendo che la tua mente non deve essere come quelli che non conoscono il Signore. Quando noi parliamo di mondo sono coloro che non conoscono il Signore. So che per qualcuno è difficile, ma il mondo, anch'io sono del mondo, sì, però c'è una distinzione. Non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Amen. La buona, perfetta, accettevole volontà di Dio sulla tua vita. Cioè non ti conformare. Se Dio ti sta dicendo no su questa cosa, tu non sei uguale agli altri. Tu sei un figlio di Dio, sei una figlia di Dio. Non conformarti a questo mondo. Perché Dio dice: conosciate per esperienza. Quando la facciamo questa esperienza? Durante i no. Durante i no noi sperimentiamo la perfetta volontà di Dio. E se invece noi usciamo fuori dalla volontà di Dio, ne pagheremo il prezzo. E io ne ho visti tanti, e anch'io ho fatto questa esperienza di aiutare Dio. Vi ricordate chi è stato nella Bibbia che voleva aiutare Dio e ne stiamo pagando ancora le conseguenze? Vi ricordate? Chi è che voleva aiutare Dio? Abramo. Abramo aspettava un figlio e Dio gli ha detto dalle tue viscere, no? E la moglie cosa gli ha detto? Coricati con la... prendila per moglie. E chi è nato? E qual è la discendenza di Ismaele? L'Islam. C'è sempre un prezzo da pagare quando non ubbidiamo alla volontà di Dio. Vedete, quello che amo di Dio è questo. Tanto, 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 tanto. Che Lui ci ha creati liberi. Quando noi diciamo Dio amore, è perché Lui ha creato l'essere che Lui ha creato libero. Cammina pure dove ti mena il tuo sguardo, dice l'Ecclesiaste. Vai pure dove ti mena il tuo cuore, ma sappi che in tutte queste cose Dio ti chiamerà in giudizio. Cammina pure per le strade, vai pure per questi posti dove io ti dico non andare in quel luogo, non fa per te, questo è un luogo che non è per te, ma tu continui ad andarci, andare, fino a quando poi
ti troverai con delle ferite profonde nel tuo cuore. È il peccato. E dopo troverai l'accusatore che ti dirà, Ma l'amore incommisurabile di Dio è così grande che ti viene a prendere anche lì. E ti dice, figlio mio, avrei voluto evitarti, ma tu non hai ascoltato. Tu non hai ascoltato. Tu hai accorciato i tempi. Sapete il bruco? Se esce prima del tempo, le ali muore. Deve aspettare il tempo. Incide, esce e va. Dio ha stabilito un tempo per ogni cosa. Dio ha stabilito la gravidanza delle donne 9 mesi. Quando nascono prima ci sono dei problemi. Guardate, uno che è nato da 7 mesi è il nostro pastore Emanuele. Alleluia, gloria a Dio, amen. Io avrei concluso con questo, però non voglio lasciarti andare a casa così. Vorrei che ci alziamo in piedi. Vorrei che chiudessimo i nostri occhi e inchinassimo il nostro capo. Sono certo che questa mattina ho parlato al cuore di qualcuno in modo particolare. Ne sono certo, perché lo Spirito Santo mi ha dato questo messaggio ancora quando ero lì. Mi ho detto, Signore, devo mandare il titolo del messaggio. Che titolo devo mandare? Manda i no che io do, i no di Dio. Forse hai avuto un no da parte di Dio. Forse stai vedendo un muro davanti a te, non stai vedendo la risposta. Questa mattina Dio ti ha detto, fidati di me, perché io ho il meglio per te. Quello che vuole dirti il Signore è che Lui non ti ha lasciato e non ti ha abbandonato, perché Lui non lascia mai nessuno e abbandona nessuno. Questa mattina il Signore mi ha dato questo messaggio per te. Che tu magari pensavo neanche di essere qui questa mattina, invece il Signore ti ha portato, lo Spirito Santo è meraviglioso, è grande. Ero nell'albergo, era un compleanno della moglie del fratello Bosi ieri, e quindi ho detto a mia moglie non abbiamo comprato nulla, potevamo portare qualcosa. Ho detto sai cosa faccio? Vado giù, il negozietto che è sotto qui, e vediamo se prendo qualcosa, trovo qualcosa. Chi mi aveva portato lì secondo voi? Lo Spirito Santo. E io non mi ricordavo che avevo la collanina lì con la scritta pastore qui davanti. E lei mi guarda e mi dice, l'ha mandato lo Spirito Santo qui? E io dico, come fa a sapere questo? Lei è pastore. Ah sì, è vero? E mi ha raccontato tutto della sua vita. Mio marito mi ha lasciato con un bambino. Da quando abbiamo preso questo maledetto negozio, ha conosciuto un'altra donna. Mi ha lasciato, sono talmente ferita, sono da sola. Io ho chiesto al Signore, mandami qualcuno. Io ero andato lì per comprare un regalo. Abbiamo pregato insieme. L'ho abbracciata. Dio ti manda chi hai bisogno. Dio ti manda. Non ti lascia solo. Dio sa il momento opportuno. Incontri un'amica, qualcuno. E questa mattina voglio dirti, sai chi è Dio tu? Non lo so, però so che è mio papà. So che è mio papà.
e Lui ha il meglio per me. Chiudiamo il nostro capo mentre ci suonano un cantico. Se questo messaggio è per te questa mattina, lo è stato per te, e desideri che io possa fare una preghiera per te, solo pochi minuti, ti chiedo di venire qui davanti, io voglio pregare per te, affinché tu possa insistere, affinché tu possa ascoltare la voce di Dio, possa rimanere saldo, fermo nelle vie di Dio e dire: Signore, grazie per questo no. Ho capito. Non usare la stessa espressione che hai usato con Mosè. Basta. L'ho capito questa mattina e voglio fidarmi di te. Vuoi fidarti di Dio? Amen. Quindi mentre i fratelli cantano, vieni pure qui davanti, non lo dirò un'altra volta, lasciati guidare dallo Spirito Santo. Se ti senti di venire qui, io pregherò con te, per te, affinché tu possa ricevere. Voglio chiedere a mia moglie anche di venire qui, pregare anche lei, per le sorelle che magari sono qui. Alleluia, gloria a Gesù. Ottavio, se vuoi venire a pregare, i fratelli che sono del consiglio, gloria al tuo nome, Signore. A te diamo lode e gloria, Signore. Tu sei degno, Signore. Amen. Allargatevi un po', lasciate un po' di spazio. Gloria a Dio. Signore, grazie per questo messaggio questa mattina. Mira la bellezza del Signore. Alleluia. Chiudi i tuoi occhi. Le meraviglie della grazia sua. Signore, espandi il tuo spirito adesso. Porta, Signore, certezza nei loro cuori. Quanto amor per te. Grazie, Signore, per la tua fedeltà, per il tuo infinito amore. Le sue mani forate viene a toccare. L'amico che comprende potrai trovare. Sotto la croce sanguinante viene a stare. Il suo amor per noi non cambia mai. Egli è degno della nostra lode. Egli è degno della nostra lode. È glorioso, meraviglioso. Egli è il tutto per me. La pietra del sepolcro mossa è. La tomba è vuota, il corpo suo non c'è. Perché cerchi il vivo tra i morti? Gesù vive, non si trova qui. Egli è degno della nostra lode. Egli è degno della nostra lode. È glorioso, meraviglioso.
non si trova qui. Egli è degno della nostra lode, egli è degno della nostra lode, è glorioso, meraviglioso, egli è il tutto per me. Egli è degno della nostra lode, egli è degno della nostra lode, è glorioso, meraviglioso, egli è il tutto per me. È glorioso, meraviglioso, egli è il tutto per me. Alleluia, gloria a te, Signore. Santo sei Dio, santo sei Dio, gloria a te, Padre.
Alleluia a te, Signore. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Grazie Signore perché tu questa mattina hai parlato ai nostri cuori. Ora Signore vogliamo dirti che questa parola, che questo seme non venga rubato dal diavolo, non venga portato via, ma che possiamo conservarlo nel nostro cuore, custodirlo nel nostro cuore, con la piena certezza, consapevolezza che tu, Signore, questa mattina hai guardato il nostro cuore e ci hai risposto. Grazie per questo culto, grazie per quanti sono a casa e hanno fatto un passo questa mattina, anche loro, magari sono venuti avanti e si sono inginocchiati. E tu eri lì con loro, Signore, e sei tu che li hai toccati. Grazie Padre, ed ora vogliamo dirti, Signore, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, che la comunione, la guida dello Spirito Santo, che l'amore del Padre sia con tutti noi e con tutto il suo popolo, da ora in eterno. Amen. Amen. Buona domenica, Dio ci benedica. Amen. Voglio ricordarvi, martedì sera abbiamo l'incontro di preghiera alle 20:30 e giovedì lo studio biblico. Per coloro che non possono essere in presenza, basta che me lo dite, vi mando su Zoom. Ok?